Buonasera, grazie di essere appunto venuti a questo appuntamento che è l'ottavo appuntamento di un ciclo di seminari dedicati alla tutela del paesaggio, dei beni ambientali e perché no anche alla difesa del suolo in generale. Questi settori sono settori evidentemente che rimangono uniti, anche se nella dimensione giuridica e nella distribuzione delle competenze tra lo Stato e gli enti territoriali a volte queste materie sono tenute distinte, amministrazioni diverse se ne occupano e questo in fondo è già un problema, se vogliamo, di tipo giuridico-istituzionale. Torno a ripetere che si tratta di appuntamenti dedicati in particolare ai miei studenti di laurea magistrale, che sono già dottori perché sono già laureati con laurea triennale e si stanno avviando a completare gli studi, laurea magistrale in scienze politiche, chi il governo delle amministrazioni e chi invece relazioni internazionali. Ed è il tentativo per rimanere uniti al di là della classe, al di là del gruppo che si è formato appunto per l'impegno didattico nell'ambito del corso di laurea. La mia idea è quella di unire persone che hanno a cuore le tematiche di tutela del paesaggio, del territorio. Sono tematiche legate ai principi costituzionali. Io sono costituzionalista, sono giurista costituzionalista e in particolare vedo importante appunto una fedeltà che mi pare manchi in gran parte in riferimento all'articolo 9 della Costituzione. Questo è il primo tentativo. La nostra idea, mia e degli studenti che sono con me, è quella di andare avanti e cercare di unirci attraverso un coordinamento delle diverse organizzazioni e delle diverse azioni volte alla tutela. Questa sera il tema è un tema centrale, un caso che diventa emblematico, da tempo lo è, l'area più emblematica, l'ho definita quella di Venezia, della laguna, della gronda lagunare e dei lidi. Abbiamo due ritorni e siamo molto lieti di averli anche questa sera con noi, Andrea Grigoletto e Marco Zanetti, e abbiamo con noi anche Carlo Giacomini. Ora li presenterò con maggiore attenzione per ciascuno, ma vorrei mettere in evidenza innanzitutto degli aspetti di fondo che riguardano quest'area e quindi questa parte della materia. E mi sono chiesto più volte, nel Novecento Venezia, la sua laguna, è stata tutelata o, per meglio dire, si è espansa, la cultura veneziana o si è invece ridotta questa cultura e Venezia, ha dovuto subire una modernità che è contraria, se vogliamo, alla sua natura? È chiaro che io penso che abbia subito molto, troppo, già così. Ancora una volta, come se vogliamo nell'epoca antica, quando dall'entroterra decisero di venire in laguna, di andare in laguna per ripararsi dai cosiddetti barbari e quindi in qualche modo tutelati dalle acque, ancora una volta, se vogliamo, Venezia ha una sua naturale tutela che deriva dall'acqua. Io ho l'impressione che se non ci fosse
questa laguna, quel centro storico sarebbe già contornato di palazzi, di strade, di edifici vari, no? Mantiene una sua singolarità e specificità a Venezia perché per sua fortuna è relativamente lontana dalla cosiddetta terraferma. Però la modernità è arrivata, c'è quel ponte che ha portato sì la ferrovia, ma ha portato le automobili, e nel Novecento abbiamo come novità delle isole artificiali, l'area del Tronchetto. Le prime due che vedete sono per attività portuali, e la terza è tutta, almeno è stata, adesso ci sarà qualche cosa anche di ulteriore diverso, ma comunque è tutta dedicata al parcheggio di automobili, cioè un'isola, ecco, dedicata a questo. Questo è coerente con diciamo la natura della laguna o la natura di Venezia. È coerente portare le automobili praticamente in centro storico. Questa è la realizzazione della politica del Novecento, una isola artificiale per il ricovero di automobili, con questo strano edificio, non è strano insomma, ma sicuramente è triste come edificio. Ecco, questo è un aspetto che stride in laguna. E poi c'è la gronda lagunare. Ecco, la gronda lagunare, se andiamo oltre, eccola qui, no? Chissà perché, è questa. Allora, siamo lontani da Venezia? No, non siamo lontani, lo vediamo da quell'immagine, siamo anche molto vicini. Ma questa è la realtà che noi abbiamo attorno a Venezia. Laddove c'è terra ci sono queste cose, fin dagli anni 20, poi anni 30 e poi 40, 50, 60, uno sviluppo dell'area industriale incredibile. È incredibile portare il petrolchimico praticamente a 2 passi da Piazza San Marco. Vabbè, le cose sono andate così, e quella è l'area che sta immediatamente di quella è area lagunare, è gronda lagunare. Questo è l'aeroporto, e si parla di una ulteriore espansione dell'aeroporto. Quella è Mestre, cresciuta malissimo, e quello è l'edificio ora simbolo che rompe, se vogliamo, anche in modo forse negativo quella che è l'immagine d'orizzonte, ecco, della laguna verso l'entroterra o viceversa. E allora vediamo dal mare, questo è l'entroterra. Dal mare diciamo arrivano, come dire, le attività naturali coerenti con Venezia, arrivano le navi, le imbarcazioni, e le imbarcazioni sono arrivate anche all'interno del bacino di San Marco. Vediamo lì la bocca di porto del Lido e queste imbarcazioni che entrano e poi approdano laddove ho messo le X, quindi al Tronchetto ci sono appunto quelle isole artificiali per l'approdo di imbarcazioni, e poi oltre l'area di Marghera, eccetera. Ma quali imbarcazioni? Perché ci vuole anche misura. Ecco, entrano queste imbarcazioni, sono entrate fino a ieri queste imbarcazioni. Questa è un'idea di sviluppo sostenibile? Questo è coerente, diciamo, con la natura del luogo? Quelle imbarcazioni che sono gigantesche, molto più elevate, più alte rispetto agli edifici storici più alti in centro storico. E se non è imbarcazione turistica, sono petroliere, o sono state petroliere fino all'altro giorno, che transitavano anche dentro il bacino di San Marco.
Questo è l'insieme lagunare. E allora io in questo senso sono piuttosto scettico in merito proprio alla capacità, alla sensibilità culturale della stessa cittadinanza o di parte della cittadinanza, della politica. Allora, se penso che addirittura nel 1926, fin dal 26, si pensava di asfaltare il Canal Grande, auto in Canal Grande a Venezia, progetto per asfaltarlo già nel 26, ma poi i nostri ospiti ne sanno molto più di me, negli anni 50, negli anni 60, un progetto anche sviluppato ancora di più per portare l'asfalto in centro storico e fino al Lido, passando per la Certosa, passando per le fondamenta nuove, con la strada o autostrada. Questo capite che al di là di tutto dà il segnale, perché questo sono proposte, diciamo, che vengono dalla cittadinanza, da una parte della cittadinanza, danno dimostrazione di una insensibilità assoluta, a mio modo di vedere. E che dire poi di chi vuole vendere opere d'arte? Opere d'arte che sono ritenute non esattamente coerenti con diciamo una certa immagine stereotipata, anche se vogliamo, no? Della città. Vendere opere che stanno nel Museo d'Arte Moderna, Klimt, Chagall. Questo, a mio modo di vedere, è un problema culturale. Di fondo c'è un problema, una carenza, un'incapacità, una carenza culturale forte, grave. Le istituzioni, certo, tante sono, comunque più di una. Prendo l'UNESCO, solo l'UNESCO. Il bollino UNESCO, già l'ho detto altre volte, non è una qualificazione turistica del bene. Alcuni pensano che sia questo, cioè l'idea di qualificare il bene come sito UNESCO porterà più turismo e tutti sono felici. Ma non è così. Cioè, la qualificazione UNESCO corrisponde al più elevato elemento di tutela giuridica di quell'area. E allora la Laguna di Venezia da tempo è area UNESCO, ma non c'è soltanto l'area. Io ho imparato studiando, i nostri ospiti ne sanno anche qui molto più di me, ho imparato studiando che c'è anche un'area di rispetto attorno al sito UNESCO, un'area di rispetto, un buffer zone, comunque un'area che va comunque preservata in un certo modo e che, se non erro, poi loro ci diranno meglio, è stata a un certo punto perimetrata. Io ho trovato questa carta che dà dimostrazione di un perimetro molto largo, perché quello rosso corrisponde alla laguna, ma guardate quanto di più secondo l'indirizzo UNESCO bisognerebbe tutelare. E qui probabilmente è l'insieme delle istituzioni ancora ad essere debole, ad iniziare dalla stessa UNESCO. Io mi chiedo, l'UNESCO che cosa pensa del Bosco dello Sport? L'UNESCO che cosa pensa di un raddoppio dell'aeroporto? L'UNESCO che cosa pensa di edifici futuristici a Mestre e attorno a Mestre? L'UNESCO dovrebbe pensare di togliere la qualificazione di sito UNESCO alla laguna come sanzione di fronte a questa progettualità. Lo fa? Non lo fa? Non lo so.
Allora, per parlare di queste cose modifichiamo l'ordine, si sono così messi d'accordo. Per primo Andrea Grigoletto, giurista, esperto di diritto dell'ambiente, consigliere nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli, consulente legale di Italia Nostra, dell'Aviation Club d'Italia e vicepresidente del comitato No Grande Aeroporto di Venezia. Poi Marco Zanetti, anche lui un grandissimo ritorno, architetto, già dirigente regionale nei settori dell'industria, ambiente, territorio, in particolare già presidente di quella che appunto mi piace definire la più blasonata municipalità del Comune di Venezia, quella di San Marco Castello Canareggio. Il presidente di Venezia Cambia, che è una bella associazione veneziana, ha scritto questo interessante libro, 1946, recente, questa è la sua l'ultima opera, ma già mi diceva che si sta occupando già di un altro lavoro storico. 1946-48, navi di migranti clandestini da Venezia alla Palestina. E quindi avremo, dopo Marco, Carlo Giacomini, urbanista, docente universitario, componente già una prima volta, un po' di anni fa, e poi ancora, la seconda volta e attualmente, componente della commissione VIA e VAS, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, presso il Ministero dell'Ambiente. Quindi diciamo che siede in un organo tra i maggiori, se non il maggiore, per creare un punto tecnico su che cosa vuol dire volta per volta sviluppo sostenibile. Iniziamo con Andrea Grigoletto. Caro Andrea, per la parola, ti lascio forse qui. Necessità di essere davanti a noi. Grazie. Benissimo. Vorrei dire alla stragrande. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, ringrazio il professor Malo e il Dipartimento per questo nuovo invito che fa altro che onorarmi, insomma. Veniamo subito in medias res. Come si strutturerà il mio intervento? In una prima parte vedremo brevemente, ma serve un inquadramento, quelle che sono le più importanti tutele nazionali, europee e internazionali della Laguna di Venezia. Quindi salteremo il PAT, il PTRC, il PALAV, se hanno voglia e tempo parleranno gli altri relatori. Quindi parleremo delle norme più importanti di tipo nazionale e sovranazionale, e poi faremo una sorta di catalogo Atlante. Catalogo mi viene da citare Don Giovanni di Mozart, e io e Marco Zanetti, delle principali emergenze ambientali della Laguna. Poi il professor Giacomini vedrà lui se fare una relazione di sintesi con qualche altro focus. Allora andiamo avanti. Le principali tutele nazionali, europee e internazionali della Laguna di Venezia. La più importante, la più risalente è la dichiarazione di notevole interesse pubblico, DNIP, ancora ai sensi della legge 1497 del 39, effettuata con decreto ministeriale il 1 agosto 85, e qui vedete la cartografia,
il famoso vincolo paesaggistico, che ricomprende litorali, laguna e anche una parte della terraferma. Da notare questo piccolo cuneo. Non si vede vabbè, non importa. Ci sono 2 cunei in alto a destra, che il vincolo paesaggistico si sposta dalla laguna per ricomprendere l'area archeologica del Tino e la pieve medievale della torre cilindrica di Tessera. Andiamo avanti. ZPS, quindi noi abbiamo tutta la laguna che è lo ZPS IT 32546, la laguna di Venezia. Cos'è la ZPS? Sono quelle zone di protezione speciali individuate prima dalla direttiva 409 del 79 della Comunità Europea, ora dalla direttiva 147 del 2009. Sono quelle aree individuate per la protezione degli uccelli, perché dal 79 l'Unione Europea, che all'epoca si chiamava appunto Comunità Economica Europea, si è incentrata per primo sulla tutela degli uccelli, perché gli uccelli si spostano, migrano e quindi si muovono in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo, fino all'Africa, fino alla Siberia. E quindi l'Unione Europea, come prima norma di tutela ambientale, ha deciso di proteggere gli uccelli, ritenendolo patrimonio comune. E come area di nidificazione e di importante anche per gli uccelli di passo è stata individuata tutta la laguna di Venezia. Poi, come ulteriore direttiva di protezione naturale, abbiamo la famosa direttiva 43 del 1992, la direttiva Habitat, forse attualmente la direttiva più importante di protezione della natura, che aveva avuto il compito di individuare le aree dove specie, habitat di specie devono essere tutelate, ritenendoli patrimonio comune dell'Unione Europea, all'epoca della Comunità Economica Europea. Quindi dopo gli uccelli si è fatto un passo successivo, si è andato a individuare aree che sono ritenute prioritarie e la fauna, non avifauna, che le abita. Queste aree individuate, ed è compresa tutta la laguna di Venezia nella parte nord e poi vedremo anche nella parte sud, e sono i famosi SIC, i siti di importanza comunitaria, che poi evolvono quando viene strutturato un vero e proprio apparato di tutela in ZSC, zone speciali di conservazione. Attualmente la laguna di Venezia nella parte nord e nella parte sud è zona speciale di conservazione, rispettivamente la IT 325-0030 e la IT 325-0031. Sì, 31 è quella di prima e la 30 è questa. Vi faccio notare in basso a sinistra della mappa quelle 2 oche anatre che volano sopra un boschetto verde. Quello è il logo Siti Natura 2000. Questo vuol dire che le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat e le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli insieme fanno parte della grande, importante e mai sempre troppo poco ricordata rete di protezione naturale europea Natura 2000. Chi interviene in questi ambiti o in siti vicini ma possa incidere nella conservazione degli ecosistemi di questi ambiti tutelati deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale regolata dall'articolo 6 della direttiva 43 del 92.
L'articolo 6 della direttiva 43 regola le procedure di valutazione di incidenza sia sulle aree tutelate dalla direttiva stessa e anche sulle aree tutelate dalla direttiva 147 del 2009 uccelli. Quindi chi propone progetti o piani che interferiscono nella rete Natura 2000 deve far valutare questi piani, questi progetti attraverso una procedura di valutazione di incidenza regolata da Stato a Stato, ma all'interno della norma quadro dell'articolo 6 della direttiva 43 del 92. Poi ci sono siti di particolare delicatezza e anche di piccola estensione, in questo caso i biotopi litoranei del Lido di Venezia, che sono tutto, sono SIC, ZSC e ZPS, quindi sono tutelati ai sensi di tutte queste tre direttive. La 409 non esiste più, però diciamo all'interno la massima protezione all'interno del sistema di protezione quadro Natura 2000. Quindi abbiamo visto il vincolo paesaggistico statale e la rete Natura 2000 europea e alziamo di livello. Venezia e la sua laguna viene comunemente detto è sito UNESCO. Tecnicamente, qui siamo un dipartimento di legge, non dobbiamo dire che Venezia e la sua laguna è sito UNESCO o è bene patrimonio dell'umanità, lo possiamo dire agli amici al bar, ma tecnicamente si dice Venezia e la sua laguna sono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO con il codice C394, dove C sta per cultura. Poi ci sono anche beni ambientali e beni misti. Per inciso, Venezia e la sua laguna è l'unico sito al mondo su oltre 1000 siti che è stato iscritto per tutti i 6 criteri previsti dall'UNESCO: importanza storica, paesaggistica, etnoantropologica, culturale. È l'unico sito che risponde a tutti i 6 criteri. Quindi l'UNESCO ha un particolare occhio di riguardo per Venezia, perché è una bellissima città, perché dicono sia la più bella città del mondo, ma soprattutto perché è fra i siti UNESCO quello più importante, per motivi accertati dalla procedura di dichiarazione. Per questo ormai da tanti anni Venezia è sotto una lente particolare di attenzione dell'UNESCO. Sempre così in maniera informale si dice perché l'UNESCO vuole metterla nella lista nera. No, per i propri siti che sono minacciati nella propria integrità e autenticità, l'UNESCO prevede una procedura per riportarli all'integrità e all'autenticità originali, che prima sono una specie di ammonimenti che si chiamano decisioni del World Heritage Committee, che poi si strutturano in varie raccomandazioni. Poi, se queste raccomandazioni non vengono temperate, l'UNESCO mette i beni nella lista nera. Non è una lista nera, si chiama lista Heritage in Danger, e cioè sono siti particolarmente delicati dove si sta compromettendo i valori culturali e storici, architettonici e paesaggistici in modo serio. E poi, se non viene ottemperata ulteriori raccomandazioni molto più cogenti rispetto a quelle iniziali, il bene viene radiato dalla World Heritage List e non si può più fregiare del titolo bene patrimonio dell'umanità, come si dice in maniera così con linguaggio di tutti i giorni. Venezia non è ancora nella lista nera, nella Heritage in Danger,
però ha subito nel corso degli anni dei severissimi ammonimenti, i più importanti dei quali sono contenuti nella decisione VHC 44,7B50 adottata a Fuzhou, Cina, nel 2021. Attualmente vigente, perché poi nel 2022 non si è riunito, il World Heritage Committee, sostanzialmente l'organismo dell'UNESCO che è chiamato a vigilare sulla integrità dei beni inseriti nella lista mondiale, e si riunisce ogni anno di norma. Nel 21 si è riunito a Fuzhou in Cina, nel 22 si doveva riunire in Russia, ma a causa degli eventi tragicissimi dell'Ucraina non si è tenuta la sessione ordinaria, e si è riunito l'anno scorso nel 23 a Riyadh in Arabia Saudita. La decisione di Riyadh sostanzialmente riconferma l'importantissima decisione di Fuzhou. Fuzhou è importante perché è la famosa decisione che in previsione, il World Heritage Committee di solito si riunisce a settembre o a luglio, però già a maggio i propri organi tecnici, che non vi sto a spiegare quali sono ICOMOS, sono tanti altri, presentano delle draft decision, delle bozze di decisione. E Venezia si era presentata a Fuzhou con la draft decision, la bozza che prevedeva l'inserimento nella lista nera, nella lista Heritage in Danger. Di fronte, per un motivo solo, principale, per il transito delle grandi navi sul bacino di San Marco. Di fronte a questa eventualità, il governo Draghi in persona, fece una forzatura, decise di adottare un decreto legge, come poi è stato adottato, per vietare il transito delle grandi navi sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca. Poi il decreto conteneva altre cose di cui parlerà Marco Zanetti. Fece una forzatura perché nessuna forza politica lo voleva approvare, perché c'era la questione della portualità, di posti di lavoro, l'economia legata al turismo, e Draghi fece una forzatura. Disse: va bene, io approvo il decreto come Presidente del Consiglio, votatemi contro, sfiduciatemi in Parlamento. Nessuno ebbe il coraggio di farlo, e quindi il decreto è stato approvato e confermato dalle Camere. E quindi dal 2021 le grandi navi non passano più per il bacino di San Marco e per il canale della Giudecca, però entrano in laguna per il canale Malamocco-Marghera, è il cosiddetto canale dei petroli. L'UNESCO sostanzialmente dice questo: va bene, cara Italia, a Fuzhou, decisione quadro magistrale, abbiamo capito, avete dato prova di buona volontà dopo tanti anni che ci prendevate per il naso, ma noi comunque decidiamo, ed è inserito in questa decisione, che un arco di tempo sufficientemente breve le grandi navi devono sparire completamente dalla laguna. Devono sparire dalla laguna anche il grosso del naviglio mercantile. Dovete adottare politiche importanti per il mantenimento degli abitanti. Sapete, ragazzi, che Venezia ha un problema grosso di spopolamento, come i centri storici di tante città d'Italia. Ormai Venezia è il centro storico a meno di 50.000 abitanti. L'UNESCO dice: non va bene questo, perché non basta tutelare le pietre, deve essere anche una città autentica. Ricordatevi prima, autenticità ed integrità, non solo dell'apparato architettonico, ma anche dell'apparato sociale, e quindi contenimento dei flussi turistici. Quindi, vedete,
navi fuori dalla laguna, naviglio mercantile fuori dalla laguna, contenimento dei flussi turistici, tutela degli abitanti. Questa decisione conteneva tante cose, e fra le tante cose ne conteneva una. Adesso con il mio inglese maccheronico cercherò vedo già la dottoressa 40 che ride. Also notes with concern that currently there are no adequate mechanisms in place to report planned changes projects. Cosa vuol dire questo? E l'UNESCO dice cari Stato italiano e città di Venezia, siete proprio dei furbacchioni. Oltre a non fare tutte le cose che vi ho detto prima, ecco, voi non neanche ci notiziate dei progetti su larga scala e sui cambiamenti che sta subendo la laguna di Venezia, e questo non va assolutamente bene. Quindi voi ci dovete notiziare, e nel frattempo leggete l'ultima frase: halt all newly proposed large scale project. Dovete fermare tutti i progetti su larga scala finché noi dell'UNESCO non decidiamo se sono o meno compatibili. Ovviamente il Comune di Venezia, lo Stato italiano, non ha fermato nessun progetto, e adesso noi andiamo ad analizzare questo catalogo di situazioni. Sarà per forza di cose un indice che teoricamente non si dovevano dar seguito prima che l'UNESCO producesse tutta una serie di documentazioni, un'analisi sull'impatto sul patrimonio, valutazioni ambientali strategiche, ma come sono previste dall'Unione Europea, non come si fanno in Italia, tutta una serie di adempimenti nelle more delle quali tutto quello che vedremo adesso dovrebbe essere fermato. Avanti con il catalogo. Questa è la decisione originale in inglese, questa è la laguna di Venezia. Ecco, questi sono i progetti solo nella gronda lagunale nord, che teoricamente sono illegittimi dal punto di vista del diritto internazionale. E andiamo avanti. 1. Parco di San Giuliano, trasformazione in nuovo hub terracqua e in terminal merci. Sono titoli, perché qui sarebbe bello parlare un quarto d'ora per ogni punto, ma non lo farò. Vedo Maurizio che è preoccupatissimo. Sostanzialmente in quest'area sopra il Ponte della Libertà, qui a destra, vedete, in quest'area, forse si vede meglio qui, ecco, il punto di attacco sopra, in una visione nord-sud del Ponte della Libertà che congiunge Venezia con la terraferma, il punto di attacco del ponte che congiunge Venezia con la terraferma, il punto di attacco alla terraferma, in quest'area delicatissima di transizione, non compare la freccetta, non importa. Allora, in quest'area delicatissima, torniamo indietro, il piano guida ultimato nel 1995, frutto di un concorso internazionale vinto dall'architetto Antonio Di Mambro, prevede per l'area di San Giuliano a Mestre per numerosi ambiti territoriali interconnessi: Forte Marghera, Canale Sasso, Canale Osellino, Passo Campato, Seno della Sepa, Isola delle Sculture, Alia Pili, la destinazione a Parco. È un progetto che ha animato l'opinione pubblica mestrina veramente per decenni, e alla fine del secolo scorso si decide finalmente che tutta quest'area diventi un immenso parco. Attualmente, con fondi dell'Unione Europea, è stata realizzata solo la parte centrale, ma il meccanismo virtuoso si è fermato, perché l'amministrazione comunale, con un bando per la progettazione preliminare presentato alla fine del 2022, prevede, vedete tutto il verde, le parti
le parti ad Arsena, Forte Marghera, indica Carlo, Forte Marghera, le parti barenose su, e i pili giù, il cuore centrale con la struttura circolare, il ponte, il cuore centrale del parco e il Forte Marghera che vedete alla pianta stellata. Ecco, si decide di, attualmente è realizzata solo la parte centrale, mancano le due ali e Forte Marghera sta subendo un recupero, diciamo, di un certo tipo, più di tipo di ristorazione commerciale che di tipo culturale e paesaggistico. Ma la novità è che, come vi ho detto, a fine del 22 viene bandito un bando per la progettazione preliminare per trasformare questi due cerchi a nord e sud del ponte traslagunare in hub di collegamento terra-acqua. Sono solo titoli, vi faccio vedere sulla parte inferiore sinistra le quantità di persone e mezzi che dovrebbero essere movimentati, circa 240 bus turistici al giorno in alta stagione, e qui viene detto circa 9.600 turisti in meno in arrivo al tronchetto, ma che vanno ad gravitare in un'area parco. Questa è la contraddizione, che si trasforma un'area parco in un'area di interscambio terra-acqua. Non solo, la parte, fai vedere Carlo, del Canal Salso, quella, ecco, esattamente. Ecco, la parte del Canal Salso, che è quel canale che collega il centro di Mestre con la laguna di Venezia, è prevista la trasformazione, o meglio, è previsto un accordo di programma dove le attuali strutture commerciali di trasformazioni fatiscenti, certo, di trasportatori fatiscenti, vengano riqualificate, a sentir loro, con aggiunta di volumetria, per realizzare delle strutture di interscambio commerciali terra-acqua più moderne. In realtà è tutta nuova volumetria che rischia un domani di subire cambi di destinazione d'uso, e comunque in ogni caso è nuova volumetria che non era prevista nel piano guida di Mambro degli anni 90, perché lì era prevista una passeggiata lungo Canal Salso pedonale e ciclabile. Nuovo hub terra-acqua in area Pili, quindi come a San Giuliano nella parte nord è previsto un terminal anche nella parte sud di Pili, esattamente. Andiamo avanti, nuova torre ad uso residenziale in area quartiere San Marco, e a ridosso della laguna è prevista una nuova torre residenziale, come potete vedere, da un notevole impatto ambientale, contrariamente, che contraddice una delle raccomandazioni dell'UNESCO adottate a Fusù, che prevedeva per l'area di Gronda Lagunare una politica di skyline, che evidentemente qui manca. Quando l'UNESCO parla di politica di skyline intende non si deve tutelare lo skyline, non si deve costruire nello skyline. Andiamo avanti, nuova ad Arsena in località Passo Campalto, che è proprio in approvazione in questi giorni in Consiglio Comunale. Vedete in Gronda Lagunare la realizzazione di tutto un sistema di nuovo porticciolo turistico, collegamento ferroviario con l'aeroporto di Tessera, una linea che si dirama dalla linea storica Venezia-Trieste in rosso per poi diventare una galleria sotterranea in prossimità dell'aeroporto. Le associazioni ambientaliste veneziane non erano contrarie a un collegamento su ferro che consente di eliminare il traffico automobilistico, ma prevedeva una soluzione molto più semplice e non certo un tunnel di 4 km in Gronda Lagunare, qui praticamente dove c'è la schitta A57, da lì si sprofonda in galleria, si va in un ambito di terreno di bonifica
molto critico e quindi non si sa neanche dal punto di vista infrastrutturale quali problemi ci saranno in fase di costruzione. Questa è la stazione di arrivo del treno ad alta velocità dell'aeroporto. Il famoso Bosco dello Sport, come sapete sono 40 ettari di strutture sportive, un'arena per il gioco della pallacanestro, uno stadio per il gioco del calcio, più parcheggi tangenziali, strutture didattiche e strutture di medicina sportiva. Da realizzare, questo è il piano degli interventi, a ridosso praticamente della struttura dell'aeroporto Marco Polo che vedete la pista. Questo Bosco dello Sport si incastra in quello che era il quadrante di Tessera in azzurro, che era il vecchio piano delle giunte di centro sinistra di realizzare a Tessera una nuova città artificiale. L'attuale amministrazione, lo spazio in giallo, riduce, è vero, tutte le volumetrie di tipo commerciale, di tipo alberghiero, di tipo residenziale, ma va a gravare fortemente con realizzazioni di tipo sportivo, che sono queste. Vedete tanti alberelli, sembra veramente un bosco, in realtà sono tutti parcheggi. Come vedete queste sono le strutture. La cosa assurda è che si voleva fare questo intervento con i fondi del PNR per la rigenerazione urbana, rigenerazione in aree che attualmente ancora per poche settimane sono così, sono aree campagna verde in gronda lagunare con un'elevata biodiversità. Si tratta dell'ultimo tratto di gronda lagunare rimasto integro dopo l'industrializzazione di Porto Marghera fra le due guerre. Vabbè, qui ci sono specie molto importanti. La Commissione europea decide di revocare il finanziamento PNR perché è stato stabilito che, hanno accertato attraverso anche un ricorso che ha fatto Italia Nostra, una denuncia, che non si trattava di rigenerazione urbana di un'area periferica o già costruita, ma un intervento ex novo in area agricola. È stato revocato il finanziamento e il Ministero dell'Interno ha dovuto prenderne atto. Però subito dopo aver revocato il finanziamento, perché costretto dall'Unione Europea del PNR, lo Stato italiano ha dato l'equivalente di 93,5 milioni di euro con fondi PNC, il Piano Nazionale degli Investimenti complementari al PNR. Italia Nostra, ritenendo che anche questi fondi, anche se non erano PNR statali, ma chiamiamoli così, PNR europei, ma PNR statale, fossero vincolati comunque alla rigenerazione urbana, ha fatto ricorso al TAR. E poi il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha detto due cose, vi prego di annotare questa decisione, che è l'ordinanza del 2 febbraio 24, la 389 del 24 del Consiglio di Stato, che si pronuncia su questa vicenda del Bosco dello Sport, dicendo due cose sostanzialmente. La prima è che i fondi del Piano Nazionale Complementare al PNR, fondi statali, sono ad impiego libero, cioè il comune non può farci quello che vuole, non è tenuto a rispettare i vincoli di rigenerazione urbana imposti dall'Unione Europea. Seconda cosa, molto più grave dal punto di vista politico, non politico partitico, ma di politica culturale e ambientale, è stato detto che il progetto del Comune di Venezia è un progetto di grande ecologia, perché va a ridurre tutta la volumetria 600.000 metri cubi che avevano messo le giunte di sinistra nel 2014, va a ridurre la volumetria per fare solo strutture sportive, e quindi un progetto che va a ridurre un'area, una potenziale fabbricabilità, è un progetto ecologico rispetto al precedente. Quindi vi viene da dire che il peccato mortale, perché c'è stato un peccato mortale a pensare a una città in mezzo alla campagna in gronda lagunare, va detto come analisi storica, e delle giunte di centrosinistra, questo sole ingannatore. Spesso mi piace citare il film di Nikita Mikhalkov, Il sole ingannatore delle sinistre.
Ancora nel 2014 si pensava di creare le new town in mezzo al Veneto, e queste sono le conseguenze: 40 ettari di parcheggi tangenziali e di nuovi fabbricati. Velocissimo, terminal del Montirone. Questo è un terminal per collegare l'abitato di Burano con la terraferma, con navi, con battelli high speed, sentendo proprio l'assessore Burano. Salto tutto il capitolo su perché è importante quest'area. È una laguna primigenia, è una parte di laguna in cui c'è ancora un quantitativo importante di acqua dolce. Ma perché? Se tutto il resto è acqua salsa, qui troviamo più acqua dolce e quindi le specie vegetali e le specie faunistiche tipiche dell'acqua dolce. Perché è alle foci dello Zero e del Dese, che sono gli unici fiumi di risorgiva che sfociano ancora nella laguna di Venezia, mentre il Piave, il Brenta, bla bla bla, sono stati deviati nelle opere di deviazione dei fiumi del 500-600. Qui ci troviamo ancora una laguna originaria come 1000 anni fa, con le specie vegetali, la cannuccia palustre, l'airone cinerino, bianco, garzette, di tutto. Ecco, all'interno di questo che dovrebbe essere, dico l'eresia nel tempio della giurisprudenza, questo che dovrebbe essere un parco nazionale, si vuole creare un transito con battelli ad alta velocità. Francamente sono senza parole. Questo è il termine, il progetto è stato pubblicato a fine dicembre e ovviamente facciamo arrivare i turisti e il pubblico con i battelli ad alta velocità e i privati che hanno i motoscafoni che transitano attualmente in maniera illegittima per questi canali. Ampliamo i cartelli nautici di messaggio. Nonostante ci sia un'ordinanza, la 93 del 2007 del Magistrato delle Acque, che prevede negli ambiti della laguna primigenia una velocità non superiore ai 5 km all'ora e dimensioni molto molto contenute dei natanti. 9, ultimo, master plan 2023-2037 dell'aeroporto di Venezia, che è vero che non verrà realizzata la seconda pista, ma forse verrà realizzato ben di peggio, perché nei terreni che aveva comprato la società dell'aeroporto per fare la seconda pista, cosa fanno? Un toto. Cosa ci dice il futuro? Due cose: la mobilità e l'energia green. Quindi il vertiporto, due vertiporti e un immenso parco di oltre 100 ettari di agrivoltaico. Conclusioni. Siamo arrivati alla fine. Si tratta di una sorta di quadratura del cerchio, del completamento del grande progetto avviato da Giuseppe Volpi e Vittorio Cini fra le due guerre mondiali di modernizzazione, urbanizzazione e cementificazione degli ambiti lagunari di terraferma. Hanno realizzato Porto Marghera a sud, adesso cementificano a nord. Ma abbiamo visto che fine ha fatto il grande sogno industriale del Novecento, abbandonato per la quasi totalità al suo destino. Ma allora perché non recuperare le aree abbandonate di Porto Marghera per ricollocarvi i servizi che necessitano alla città attraverso una organica e razionale operazione di vera rigenerazione urbana, anziché consumare terreno agricolo vergine? Venezia, come al solito, è una metafora planetaria, e qui cito Piero Bevilacqua, Venezia e le acque, Donzelli, 1995. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea, no, rimani tu, non vi dovete cambiare, grazie davvero della bella, ricca esposizione. Tanto ci sarebbe poi da commentare, ma comunque già ti dico che sottoscrivo in pieno tutto quello che tu hai esposto ora. È la volta di Marco Zanetti, già presentato, ma comunque
torno a ripetere, presidente di Venezia Cambia, un ambiente associativo molto vivo, molto interessante, un'associazione che ama davvero la laguna e la città. Ecco, Marco, a te la parola. Grazie dell'invito e anche della pubblicità che mi stai facendo. Allora, parlerò di alcuni casi veneziani che mi sembrano più emblematici. Il primo è una lunga vertenza che è finita bene, aggiungo però per ora, perché non bisogna mai avere troppa fiducia. È il caso dell'ex colonia marina di Caroman, cioè l'estremo sud di Pellestrina. Gli edifici che vedete lì al centro sono quelli dell'ex colonia delle suore canossiane che ha operato nel primo dopoguerra e poi anche fino al secondo dopoguerra. Quella zona gialla che vedete sulla destra e che ha quelle linee che sono delle scoline d'acqua è la zona che un tempo era coltivata ad orto e che penso desse le verdure di consumo della colonia, forse anche di più. A destra si intravede un canale in mezzo alla vegetazione ed è il canale che circonda il forte Barbarigo della fine dell'Ottocento, che ormai è in abbandono, naturalmente non ha più le armi di dotazione, ma che andrebbe recuperato. Poi vedete dei cubi di cemento in alto a sinistra, e sono dei bunker realizzati dai tedeschi dopo l'8 settembre. Andiamo avanti. Sulla sinistra vedete una tavola del piano di recupero che era stato presentato al suo tempo e sul quale verte ricorso, con l'inquadramento, le foto della cosa, e se il professor Maro me lo consente approfitto per dare un consiglio, se possibile, ai giovani studenti. Ecco, quando come in questo caso vedete la sezione tipo dell'apparato radicale di un piombo, no? Quella cosa che avete lì in alto, chiedetevi sempre cosa stanno facendo di voi, cosa vogliono darvi da bere, ecco, perché è possibile che sia un'arma di distrazione, cioè vi mettono delle cose banali che non servono a niente e non vi fanno notare invece le cose preziose che si vedono meglio nella foto che è a destra. Quindi questo che vedete, a parte le opere del Mose, e quello sono purtroppo, questa zona verde è un transetto completo mare-laguna, di natura, diciamo, incontaminata, per usare un termine non troppo scientifico. La zona verso mare è completamente tutelata come SIC, la zona della laguna, dall'altra parte, è di bassi fondali, quindi notate che il progetto di investimento naturalmente prevedeva anche un pontile di ormeggio e quindi qualche posto barca, e quindi pensate che danno avrebbe comportato un afflusso di numerose imbarcazioni su un basso fondale. Continuo a vedere. Qui vedete qualche data, l'ultima è del 27 marzo scorso, quindi una decina di giorni fa, e il Consiglio di Stato conferma la bocciatura decretata dal TAR del Veneto. Il piano era partito nel 2011, quindi le associazioni il 23 dicembre del 2011, prima di Natale, quindi avevano presentato delle osservazioni di cui il Comune non ha tenuto conto. Parliamo di 3 giunte o sono, quindi non per dire la giunta del sindaco di oggi. Si era fatto presente il contrasto col Panama, con la variante TRG,
che prevedeva per quella zona degli orti un'area non edificata di tutela, quindi un'area con un cuscinetto, poi c'erano impatti sugli habitat, addirittura era previsto un prelievo di acqua di falda per alimentare il laghetto semi-artificiale che sarebbe stato fatto lì, eccetera, eccetera. Questa vicenda è andata avanti in questi anni e Italia Nostra, che ha presentato ricorso, lo ha vinto, quindi non è stato fatto nulla come opere, e adesso c'è la definitiva consacrazione del Consiglio di Stato. Vi risparmio tutti i passaggi perché sono anche complicati. C'è stato un passaggio alla Commissione europea perché era chiamata in ballo una questione sulla VAS per le piccole aree, insomma, cose molto tecniche, ma per dire che un progetto di investimento, che non è che noi dobbiamo per nulla incontrarne sempre progetti di investimento, è rimasto fermo per tutti questi anni perché, dico io, perché era partito male il progetto. Qui vedete il progetto come era. Allora, quel fiorire di casette sono delle biville, quindi voi capite già dal nome l'importanza dell'intervento. Non mi risulta che Palladio abbia mai progettato una bivilla, quindi questo dà il senso dell'innovazione che avevamo davanti. Naturalmente, per ottimizzare l'investimento i progettisti fanno alcune operazioni. Intanto dicono, visto che il riferimento per le altezze è il piano stradale e l'unica strada che arriva è quella sotto i Murazzi, che è piuttosto alta, quella è la linea zero, no? E poi dicono, siccome bisogna alzarsi, insomma siamo vicini allora facciamo delle biville su piloti, no? Quindi su dei pali, dopo un domani qualcuno può fare un rimessaggio sotto la bivilla, insomma questa è l'idea. Poi naturalmente, siccome le biville devono avere dei giardini di rispetto attorno, se no non sono più biville, sono della schiera, allora hanno pensato di espandere l'edificato anche su quell'area che dicevo prima degli ex orti, no? Quindi hanno diciamo frainteso tra l'operazione di ristrutturazione edilizia, che era quella consentita dal piano, e ne hanno fatto una ristrutturazione urbanistica, che è altra cosa, quindi impegnando altre aree. Naturalmente non hanno tenuto conto che in realtà un forte di per sé richiederebbe che attorno, almeno storicamente, non ci dovrebbe essere niente per poter sparare comodamente agli invasori, e quindi hanno occupato tutto. Quindi questa è la sua. E poi a destra vedete quello che cioè possiamo dire tra noi, tra virgolette, povera cosa, quell'area degli orti. Adesso la vedete completamente invasa dalla vegetazione naturale, quindi niente pomodori, niente tegolini ormai, ma è quella vegetazione là che magari può sembrare poca cosa, ma gli esperti dicono che invece è molto importante, perché sono piante che vivono in zona salmastra. Infatti vi dicevo che è un transetto importante della linea Magna. Qui vediamo alcuni particolari dell'edificato. La foto in basso a sinistra si intravede una torre di cemento che è opera dei tedeschi, cioè la centrale di comando del tiro. No. Nella remota ipotesi che gli americani scegliessero proprio Palestrina per sbarcare, che mi sembrava un po' una follia, ma insomma c'è dell'edilizia, diciamo, molto semplice e povera, e quelle a destra sono delle baracche che sono andate a fuoco negli ultimi anni, tanto per eliminare qualsiasi problemi.
tanto dovevano andare comunque distrutte. E abbiamo perso, credo che sia l'ultimo esempio rimasto, di baracche prefabbricate della Prima Guerra Mondiale, perché queste stavano sul fronte del Basso Piave, a retro, e erano state acquistate nel dopoguerra dal finanziatore, benefattore della colonia marina, e smontate e rimontate qua. Quindi avremmo avuto il cimelio della Prima Guerra Mondiale. Quella di mezzo, le suore ne avevano ricavato una chiesetta con quello strano dettaglio, forse da qualche collaboratore moldavo, balcanico, non so. Era comunque simpatica la cosa. Qui vedete dei particolari, c'è la chiesa con i decori estensi, insomma cose molto semplici ma che comunque anche preziose, che mi sembra siano state del tutto trascurate dai progettisti. Speriamo che giungono voci che torneranno a trovare qualcosa, che si riducono almeno nell'occupazione dell'edificato precedente, che non invade, faranno qualcosa. E questo è un caso che è andato bene. Poi c'è un altro caso che è andato bene un primo tempo e che poi abbiamo perso e che si ripresenta. Questa è una foto molto vecchia, cioè di diversi anni fa, di 20 anni fa. Siamo a sud dell'isola del Lido, zona Alberoni. Sulla destra c'è il vecchio stabilimento balneare degli Alberoni, che è tuttora in attività, e come vedete è una zona abbandonata da Dio, potremmo dire, piste per arrivare al mare, eccetera. In realtà negli ultimi anni questa cosa si è un po' ridimensionata e la vegetazione ha ripreso forza, e quindi si è ricomposta la vegetazione delle dune grigie con tutti gli elementi di pregio che ha. È venuta naturalmente una progettazione per un nuovo stabilimento balneare che era previsto, dobbiamo dire, anche nel piano degli arenili, ai noi, lo prevedeva lì. Il comitato ambientalista Alto Lido nel 2020 ha fatto un ricorso per vari motivi, e l'ho anche visto, nel senso che il TAR ha annullato il permesso a costruire, anche perché non avevano fatto la binca, diciamo. E ciò non ha impedito però che a poca distanza di tempo la società presentasse un po' meglio, con tutte le carte almeno visivamente in regola, una nuova domanda, e questa è stata accolta, e quindi è stato realizzato questo stabilimento che occupa quella zona colorata lì che vedete. Questa è un'analisi di diverso tempo fa della qualità dell'apparato vegetale sulle dune grigie. I diversi colori corrispondono a qualità diverse di maggiore e minore tutela. Faccio presente che sulla spiaggia nidifica il fratino, e quindi lì c'è una tutela della specie, e faccio presente che questa è una situazione che evolve, perché si mette a camminare avanti e indietro su una zona di pregio con la vegetazione importante, e quella si perde e resta solo sabbia. Naturalmente bisognerebbe che i botanici pubblicassero i loro studi, perché se li pubblicano su riviste specializzate questo fa testo e deve essere preso in
considerazione dai tecnici assoldati, incaricati, diciamo, dagli investitori per portare avanti i progetti, quindi devono tener conto anche di queste ricognizioni. Ma ciò non è stato fatto ancora, purtroppo. Quindi questo è il nuovo stabilimento balneare Aquarius, che ha delle particolarità, cioè ci sono 2 edifici abbastanza piccoli contenuti con i bagni e con bar verso l'interno, che non vede il mare, perché il mare è molto distante, e ci sono queste specie di pedane e tettoie sparse verde, dove ci si può mettere sulla sedia a sdraio, sui lettini, e neanche da lì si vede il mare. È un po' paradossale, ma però si può andare a piedi poi fino al mare. Questa è la situazione invernale alla fine dell'inverno. Allora, vedete che nella configurazione invernale che è prevista dalla concessione si deve sbaraccare quasi tutto, meno quei 2 edifici piccoli che dicevo prima. E quindi voi vedete nella foto a sinistra qualche rimasuglio di una pedana, ma questo, e qui davanti c'è la zona davanti al bar che ormai è solo sabbia. E questo dimostra che gli architetti spesso, posso dirlo io che sono della scusate, è qualche collega che me la manda, sono della categoria, tendano a falsare un po' le carte, cioè loro disegnano con i colori verdi, per esempio quello che secondo loro dovrebbe essere verde, cioè il verde che arriva fino alla pedana. In realtà tu vai e vieni dalla pedana al vianetto, dalla pedana al bar, alla fine della stagione non c'è piantina che resti questa. Per cui anche quell'idea in sé poteva essere anche attraente di questo stabilimento con le zone in mezzo al verde, in realtà sfuma, ma è così. Questa poi è ancora peggio, qui siamo all'ottobre scorso e vediamo che hanno provato il concessionario a non togliere gli armamenti provvisori, anzi a lasciare un po' di deposito sul retro. Allora gli ha fatto una segnalazione agli uffici comunali, quindi anche ai vigili urbani, con le fotografie, segnalando che non ci sembrava conforme alla configurazione invernale prevista. E dopo un paio di mesi ci hanno risposto che effettivamente avevano fatto un sopralluogo e avevano trovato un caso di non conformità. Siccome noi ne avevamo presentati 7-8 di casi, mi hanno scritto ma come mai, no? E abbiamo avuto naturalmente la debita risposta, per cui vediamo le date. Il 17 dicembre noi facciamo la PEC per la segnalazione, dopo 10 giorni la carta arriva agli uffici col timbro di protocollo e dopo qualche giorno pochi gli uffici informano i controinteressati del sopralluogo, che fanno poi diversi giorni dopo, per cui i controinteressati tirano in fretta e furia dietro le cose. A me sembra una cosa un po' bislacca, e io sono stato un dirigente pubblico, non mi risulta che sia dovuto a questo informare i controinteressati io sopralluogo, però è quello che succede. Porti fuori laguna, questa è un'altra vicenda un po' curiosa, io ve la racconto così, cercando di allietare anche, ma sarebbe un po' drammatica, perché il 1° aprile, ed è una data che qualcosa ci dice, il decreto legge, quindi un provvedimento urgente del governo, obbliga l'autorità
l'autorità portuale a indire un concorso di idee, 2 fasi, per un porto in mare. Aggiungo io, già poteva pensarci da sé l'autorità portuale, non aveva bisogno che ci fosse il Parlamento a dirglielo. Comunque, allora dice: per proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica per realizzare e gestire attracchi fuori dalle acque protette della laguna. Questo è il termine, fuori acque protette. Per le navi crociere sopra le 40.000 tonnellate e per i portacontainer. Aggiunge il decreto una cosa strana che meriterebbe tutta un'interpretazione. Aggiunge: anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti, che sarebbe una cosa molto normale, direi. Se uno deve fare un bando, terrà conto. Allora, il bando viene fatto considerando che le acque protette della laguna siano quelle della contaminazione lagunare. Piccolo particolare: negli ultimi anni hanno fatto il Mose, no? Che sta un po' dentro la laguna, cioè la contaminazione lagunare arriva all'estremità dei moli forari, mentre le paratoie del Mose sono un po' dentro. E tenendo conto di questo, qualcuno aveva fatto studi e progetti Duferco, per dire, no? E allora questi si vedono esclusi dal poter presentare la loro proposta, perché era entro le acque della contaminazione lagunare. Notate che il bando prevedeva la possibilità, questo limite diciamo verso terra, e invece verso il mare era molto esteso. Uno poteva farle anche nelle acque davanti a Capodistria, per esempio. Quindi la Duferco viene pubblicato il bando non dopo 60 giorni, ma insomma poco più. E anche questo bando crolla davanti al TAR. L'autorità portuale a quel punto poteva darsi da fare e fare un nuovo bando, avendo già chiarito come doveva comportarsi, ma ricorre al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR del Veneto e l'autorità portuale a questo punto chiede chiarimenti al Consiglio di Stato per l'applicazione della sentenza, e il Consiglio di Stato chiarisce il 5 aprile del 2024, quasi 4 anni portati. Una domanda che mi faccio io: ma il bando adesso quando lo faranno? Prevederà due graduatorie o una come la prevedeva il primo? Perché non è detto che i diversi concorrenti presentino ciascuno una proposta, anzi 2 proposte belle, 2 così, e un altro che presenti proposte pessime. Cioè, può darsi che un concorrente presenti la migliore proposta per le crociere e un altro la migliore proposta per i container, no? Ma questo nel primo bando non era previsto. Quindi, scusa se ti interrompo, apprendiamo che è recentissima, 5/4/2024, quindi l'altro giorno, questa decisione del Consiglio di Stato che sostanzialmente consente ora di andare avanti con il progetto di un porto esterno. Che obbliga l'autorità portuale a rifare il bando. A rifare il bando per, diciamo, questa... Per consentire anche a Duferco di concorrere, cioè dicendo le acque protette sono quelle dentro le paratoie del Mose. Sì. Quindi si va verso il porto esterno comunque. Sì, è il Parlamento che l'ha detto. Va bene, vedo che hai ancora, sono le 19, non vorrei comunque vediamo magari molto semplicemente.
Poi altre questioni sono i nuovi canali, i nuovi ormeggi in laguna, i nuovi ormeggi provvisori, anche questi previsti da provvedimenti di legge, no? Allora uno si chiede, ma uno di questi ormeggi, quello che non è ancora partito ma che si deve realizzare, è quello sulla sponda nord del canale industriale nord e prevede l'arretramento di una ventina di metri della banchina che è lunga 300 metri. Uno si chiede, è un'opera provvisoria questa? No, perché è una dimensione tale che non sembra una cosa che, cessato l'uso per qualche anno, si ritorna indietro. Come anche attrezzare per la fornitura dell'energia elettrica all'approdo delle navi da crociera nei porti provvisori potrebbe sembrare una cosa sana e giusta, ma se sono provvisori tra qualche anno la fornitura di energia elettrica alle navi commerciali non serve, cioè non è che devo tenere a bordo insomma ci sono molte cose. Poi si inserisce in questo il canale Malamocco-Marghera, quei 7 chilometri di scogliera alla Toccassa di Colmata, che neanche questo è stato comunicato all'UNESCO, come li chiamava prima Andrea. È un intervento pesantissimo che sarebbe dovuto andare all'UNESCO. E poi l'allargamento del canale Vittorio Emanuele per far arrivare in marittima le navi che non possono più arrivare in marittima perché sopra le 25.000, quelle sopra le 25.000 tonnellate non possono passare né per San Marco né per il canale della Giudecca. E poi prevede nuove isole in laguna come una conseguenza derivata per sistemare i fanghi dall'allargamento dei canali, eccetera, eccetera. C'è l'ANAC che ha rilevato, avete letto sui giornali, che la concessione di gestione dell'isola delle Tresse, cioè di fanghi, è fuori dalla grazia di Dio. Era stato approvato un programma Vallone-Moranzani che prevedeva la collocazione anche dei fanghi, eccetera, eccetera, approvato dopo anche un percorso partecipato, molto anche condiviso. Quello è sfumato e non se ne parla più. C'è operativo un nuovo protocollo fanghi auspicato da tempo dagli operatori, che doveva sembrare la panacea, ma che non sembra tale ancora. E c'è invece questa previsione di una nuova isola a sud delle Tresse, un'isola di scarica, quando la legge speciale per Venezia precisa il divieto degli inabolimenti in laguna. L'autorità per la laguna non si è ancora insediata dall'agosto del 2020. Ultima, nuovo Waterfront che è in corso di progettazione a cura dell'autorità portuale. Sono quelle aree colorate che sono del sedime portuale del centro storico e che in larghissima misura non servono più al porto. E quindi il porto ha avviato una progettazione per i nuovi usi, tra cui per esempio nella banchina a est del canale della Scomezzera potrebbe arrivare, secondo le indicazioni direttive di progettazione, potrebbero arrivare dei binari per una quinta stazione ferroviaria veneziana. Santa Lucia, Marghera, Mestre, Tessera, mancava la quinta. Presumo forse per portare dei turisti per le navi da crociera, perché non mi sembra. Io che sono pignolo sono andato a vedermi un po' di normative portuali, cerco di farla breve.
La legge 84 con gli ultimi rimaneggiamenti prevede che le autorità portuali si dotino di questi DPSS, che sono un documento di programmazione strategica di sistema che definisce gli obiettivi di sviluppo e anche ripartisce gli ambiti portuali e li distingue in 3 categorie. L'ultima categoria, che è quella che ci interessa più in questo momento, è quella delle aree di interazione tra porto e città, di waterfront, diciamo. Quello che è importante è che queste ultime aree passano alla competenza dell'ente locale, comune oppure regione che sia, no? Che deve limitarsi ad acquisire il conforme parere dell'autorità portuale. Nel caso veneziano l'autorità portuale se ne frega, scusate il termine, e va avanti di su nel silenzio del comune. Tenendo conto che in quelle aree ormai ci sono segnate attività che non hanno più nulla a che fare col porto. Ci sono aule universitarie, uffici e laboratori medici, sedi di uffici e di editori, la Marsiglia per esempio, eccetera, eccetera. Io ho trovato poi un articolo del codice della navigazione, che è sempre quello approvato nel 1942, in piena guerra, che dice o che direbbe, insomma resta scritto che le aree, che le zone che non sono ritenute più utilizzabili per i pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo, cioè dovrebbero essere escluse dal demanio affidato all'autorità portuale, andare al demanio civile e che ne faccia quello che se ne può fare. Altra notazione, il piano regolatore portuale di Venezia del 1906, poi ve lo faccio vedere, il piano di Porto Marghera del 1965, il piano regolatore del portuale di Chioggia, il più recente dell'81, il DPSS dell'autorità portuale di Venezia non è né approvato né adottato. Ultima cosa, questo è il piano del portuale del 1908, che dice ben poco, però se andate a vedere un po' c'è una cosa stravagante. Se vedete c'è una curvetta alla bocca della darsena della marittima, avete vista? Esattamente. Quella lì, allora quella lì sembra il canale che entra dentro la marittima, no? E non avendo un nome proprio, vi dico che è il canale della Giudecca. Allora mi chiedo, com'è che allora com'è che pensano di far arrivare le navi da crociera, quelle più grandi, dal canale Vittorio e Emanuele, no? Visto che è vietato di passare per il canale della Giudecca, se devono comunque attraversare il canale della Giudecca, magari per 100 metri, per entrare nella darsena? Vi lascio questa domanda. Grazie. Questa domanda finale. Grazie Marco per la tua puntuale esposizione molto dettagliata su aspetti che sembrano forse per taluni anche minuti e anche un po' localistici, ma in realtà torniamo a ripetere che la laguna merita tutta grande attenzione, quindi ogni punto. Bene, dopo queste due esposizioni abbiamo l'esposizione di Carlo Giacomini e io mi attendo un'esposizione pirotecnica conoscendo Carlo, ecco, quindi a te la parola. Speriamo, perché io mi sono deciso di cambiare completamente l'argomento che mi ero preparato e entrare in sintonia maggiore con le cose che abbiamo, con i problemi sollevati. Perché io mi metto nei panni dei giovani del fondo che conoscono e non conoscono questo territorio, si saranno domandati, ma questo catalogo di tante cose, cosette, cosone che capiamo e non capiamo, in che
posizione si mettono rispetto alla laguna? E la laguna che cosa si aspetterebbe? Perché questi signori sono così scandalizzati, vanno a seguire tutte queste vicende in un modo così intenso e così scrupoloso? Forse noi non abbiamo esposto bene una premessa importantissima sulla laguna. A un certo punto della storia si è capito che la laguna di Venezia è un territorio di un'unica esperienza umana in cui una natura preziosissima è stata antropizzata, rispettandone i sistemi ecologici di equilibrio, li si è integrata, l'ha regolata in modo da poterla rendere a sé vivibile, ma non ne ha alterati i principi di funzionamento ecologici di laguna, di transizione tra le acque dolci e il mare, in cui gli ambienti gradualmente diventano da dolci a salati e in cui si frammentano ambienti misti di acqua e di terra, nemmeno stabili ma variabili stagionalmente, e in cui tutta l'ecologia e la fauna e la vita assume delle produttività altissime, perché se voi studiate ecologia, la laguna è quella situazione di ambiente umido di bassa profondità che, sfruttando l'entropia cioè l'apporto termico notevolmente raccolto dall'ambiente di limitata profondità, sviluppa una produttività ecologica notevolissima, e l'uomo vi si è inserito sapendone sfruttare l'enorme produttività sia acquea sia di terra con le culture orticole nelle isole della Venezia, inserendosi in un territorio in cui si sentiva naturalmente protetto, perché è una grande città di oltre 1500 anni di storia, senza mura, mai assaltata, senza mura. Perché senza mura? Perché la laguna è una protezione naturale, non solo la laguna con le sue basse profondità, ma il suo disegno particolarissimo dei canali che in bocca avevano, per naturale dinamica di flussi e riflussi delle maree, disegnato i fondali in modo tale che se uno usciva direttamente o imboccava la bocca vedendo Venezia si insabbiava regolarmente, perché doveva fare un giro particolarissimo che solo i veneziani sapevano. E quindi una città che ha potuto fiorire con una capacità di organizzazione economica notevolissima, perché l'Arsenale era il vero cuore della produzione navale coordinata e pianificata dallo Stato, pianificata e realizzata dallo Stato, in cui i privati si inserivano per concessione, e grazie a questo avevano unificato la flotta per secoli, riuscendo a delocalizzare tutti i punti di mantenimento e di manutenzione della flotta in tutti i porti del Mediterraneo, in cui riuscivano a fare la manutenzione, programmando su navi già omogeneizzate in qualche modo, e questo gli ha dato una capacità organizzativa economica di penetrazione che è durata 1000 anni, in una città che è riuscita a inserirsi in modo attento, costruendosi sulle isole sulle profondità, cioè sulle elevazioni modestissime di 1 metro, mezzo metro, elevato 1,5 metri, non di più, giocando con le maree per mantenersi l'acqua pulita e l'acqua sana, facendo delle maree le fognature quotidiane di Venezia e l'alimentazione della propria alimentazione. Oltre che la protezione è anche lo strumento di comunicazione, perché per i veneziani per 1000 anni l'acqua non era un impedimento come la vediamo noi adesso, era una connessione, era una permeabilità, una possibilità di attività e di comunicazione. E questa esperienza unica si è capito che è veramente unica, preziosissima, e si è deciso di proteggerla. Di fronte tra l'altro delle minacce che per collasso della cultura dell'acqua determinata dalla rivoluzione industriale e urbanistica dell'Ottocento, in cui le città d'acqua hanno voltato le spalle all'acqua e hanno guardato alla terraferma, guardando allo sviluppo che veniva promesso dalla terra e non più dall'acqua, non ha più capito l'acqua.
e ha cominciato a manomettere sistematicamente gli usi e le funzioni interne della laguna, dalla navigazione minuta alla grande navigazione, inserendovi delle soluzioni che consentivano l'entrata delle grandi navi commerciali, oceaniche e anche più, dove invece entravano solo le navi, le galee veneziane, e le navi grandi venivano allibate alle bocche, perché se erano troppo pesanti non navigavano nei canali poco profondi, venivano allibate, cioè mantenute in elevato galleggiamento, alleggerendolo del carico e trasferendolo. Si è lavorato un secolo, tutto l'Ottocento, per adattare progressivamente la laguna allo sviluppo urbano e industriale del nuovo industrialesimo, rovesciando il principio che per 1000 anni aveva presidiato la laguna di adattare le attività umane e il modo di costruire e di sfruttare e di abitare la laguna alle condizioni ambientali. Questa cosa a un certo punto si è capita a metà Novecento, di fronte al collasso di Venezia, di fronte all'aggressione delle acque alte, perché tutto lo sviluppo di Porto Marghera aveva collassato di 11 centimetri la quota medio mare di Venezia, facendo precipitare di 11 centimetri il livello dei suoli. Sapete che giochiamo a centimetri a Venezia, le maree sono misurate a centimetri, non a metri come nell'Atlantico. 11 centimetri hanno determinato una moltiplicazione delle frequenze, delle altezze, delle durate e quindi della gravità delle acque alte. Tra parentesi, il tutto per poter raffreddare gli impianti di Porto Marghera, cioè abbiamo svuotato le falde del terzo, quarto acquifero, 2000, 2500, 3000 metri, depressurizzandolo, facendo in modo che il terreno collassasse sopra, perché non più alimentato da sufficiente acqua dall'acquifero differenziato delle Dolomiti e delle Alpi. La città ha collassato semplicemente per economizzare sul raffreddamento degli impianti, neanche per usare l'acqua pura, per economizzare sul raffreddamento degli impianti di Porto Marghera. E questo ha determinato un improvviso risveglio nella popolazione e nei governanti negli anni 60, che hanno deciso che Venezia andava salvaguardata. Si sono dati una legge speciale che ha anticipato su tutti i fronti moltissime leggi ambientali. Io lo dico a gente che sta lavorando su questo. Andatevi a vedere la storia. Venezia ha anticipato la metallizzazione delle città, abbandonando il riscaldamento a carbone e a gasolio, a kerosene di 20 anni, per esempio. Venezia ha sperimentato la pianificazione di area vasta, perché nella legge speciale per Venezia si è detto non si può più provvedere inseguendo le quotidianità, i progetti come vengono, facciamo un piano territoriale unitario che si chiamava piano comprensoriale. Facciamo un piano dei sistemi naturali che si chiama piano per il riequilibrio e il recupero morfologico. Facciamo un piano che programma le attività umane nella laguna in modo compatibile, rivedendole una a una, le attività industriali, rivedendo le attività portuali, rivedendo gli scarichi in laguna, rivedendo la modalità di costruire e di mantenere Venezia, investendo sui restauri, finanziando una notevolissima quota di risorse pubbliche per riequilibrare la laguna, per salvaguardarne la salubrità e la salvezza fisica, oltre che la salubrità della laguna e la funzionalità degli ecosistemi. Quindi c'è stato un momento negli anni 60 e 70 in cui l'intelligenza delle istituzioni amministrative e governative e politiche si è dotata di una serie notevolissima di strumenti e di piani che dovevano arrivare all'attuazione. Bene, questa operazione è fallita. Non ve la racconta così nessuno, forse, tutte che ce la raccontiamo. Tutte queste cose sono episodi, un catalogo di mostruosità. Forse poi non è evidente a voi la mostruosità, noi che ne vediamo nel dettaglio le componenti, perché ciascuna di quelle va a manomettere qualche componente di questa enorme ricchezza paesaggistica e ambientale. L'abbiamo fallita perché i piani o non sono stati fatti
o sono stati fatti 10, 15, 20 anni dopo, alcuni sono ancora da completare, siamo ancora in discussione, quei pochi che ci sono spesso sono diventati fumosi e evanescenti in un tradimento dei valori originari in cui la pubblica amministrazione, sotto le pressioni spesso ben gradite dei poteri forti economici e nella disattenzione della popolazione che vive o che ha questi territori, in cui sistematicamente si tradisce i valori che sono scritti. E questo è il problema, perché vuol dire una democrazia che non funziona. Io volevo farvi un po' di esempi di Porto Marghera, no? Volevo occuparmi di Porto Marghera, ve lo dico in un minuto. Porto Marghera è un esempio estremo di un ancoraggio di pianificazione, di intervento progettuale, pianificatorio straordinario, perché era la più grande zona industriale d'Europa, la più grande, migliaia di ettari di nuova area industriale infrastrutturata a ferrovie e a canali portuali con le banchine, un'operazione gigantesca, veramente ciclopica, realizzata in 10 anni, con tutta una serie di profondissime distorsioni, perché era fatta alle spese delle balene, alle spese della gronda lagunare, alle spese della salubrità delle acque in prospettiva, condannando lì la presenza delle industrie più inquinanti d'Europa, tra l'altro con un'operazione speculativa decisa quando il nemico era a 20 km sul Piave, nel 1917, nella disattenzione generale. Io ho chiesto al cultore della storia urbanistica più vivente di questi territori, che è il professor Giorgio Sarto, che sono andato a trovare stamattina apposta, perché gli ho fatto la domanda al clou, perché io non me la ricordavo così: ma Giorgio, ma chi ha deciso Porto Marghera? Realmente, qual è stato l'organo che l'ha decisa? E lui mi ha detto: beh sì, in effetti è solo il Ministero, con un colpo di mano di Vittorio Cini e Volpi, grazie alle risorse finanziarie secolari uno e accumulate l'altro con il commercio bellico di quegli anni, che forzando la mano direttamente con la minaccia degli austriaci raccontarono non so che cosa al governo, il quale concedette la concessione delle aree, che furono urbanizzate a spese pubbliche e cedute ai privati speculativamente, con lucro dei privati e con lucro personalmente di questi due, tra l'altro anche. Quindi un progetto discutibile, ma un progetto straordinario, potentissimo, che ha dato la possibilità di insediarsi lì alle grandi industrie, delle industrie di base di cui in quegli anni il paese necessitava. Attenzione, il paese, non l'economia veneziana. Nessuna delle grandi industrie di Venezia che si sono insediate a Porto Marghera veniva da una capacità imprenditoriale, da un saper fare, da una cultura industriale locale, salvo i cantieri. Ma tutte le altre sono imprese che dall'Italia intera, della grande industria, dalla Fiat, dalle grandi industrie chimiche, elettriche e quant'altro, venivano qui e hanno approfittato di questa offerta straordinaria di aree ben infrastrutturale a bassissimo prezzo, in cui potevano insediarsi le grandi lavorazioni siderurgiche, metallurgiche, poi della nascente chimica organica del petrolio di quegli anni, che ha fatto il cuore centrale di Marghera, perché con la petrolchimica degli anni 30 e 40 si è sviluppato il petrolchimico, che è stato il cuore vero di Marghera, cioè tutta la generazione delle plastiche sostanzialmente viene a insediarsi come materie prime a Porto Marghera. Questa vicenda storica arriva a maturazione in 50 anni, è un ciclo industriale, no? E inevitabilmente finisce a un certo momento. Apro una parentesi: nella discussione su Porto Marghera, dopo la guerra, a cose fatte, c'è un interessante epistolario tra l'architetto Foscari e altri architetti europei, in cui si dice: ma perché fate il piano così, non lo fate bene? A un certo punto Foscari dice: in effetti sì, avete ragione, anch'io ho proposto una cosa diversa.
che le aree fossero mantenute di proprietà pubblica, che fossero semplicemente concesse per 40-50 anni alle imprese, perché quando finirà questo ciclo industriale torneranno alla mano pubblica e potremo avere un piano unitario di rigenerazione di Porto Marghera. È quello che è successo negli anni 70-80, ma senza averle mantenute pubbliche. Le abbiamo dilapidate nella speculazione privata, nella frantumazione delle proprietà, e adesso stiamo vivendo questo, perché non c'è stato nessuno degli eredi delle proprietà di allora, pur avendo subito il collasso di tutte quelle attività industriali. Si salvano solo i cantieri e qualche residua casuale attività. I cantieri si salvano solo perché invece di andare a traslarsi nel terzo mondo, dove c'è un'opera che costa poco, l'abbiamo importata a interi villaggi. I cantieri funzionano solo perché ci sono squadre di centinaia e centinaia di persone immigrate che le trovate che salgono sull'autobus, tutte di conto terzi, sono cooperative sottodipendenti, con il caschetto in testa. Dice: ma quel caschetto? Sì, perché è la loro proprietà, gli chiedono di comprarsi il caschetto. E i cantieri stanno in piedi perché per decenni hanno sfruttato questa manodopera a basso costo. Nel momento in cui con i processi in corso salta questo piano, questa disponibilità produttiva a basso costo, non sappiamo se i cantieri resistono o meno, perché la concorrenza internazionale è molto più forte. I cantieri sono resistiti. La fabbrica del vetro, che era quella con la Fiat che è venuta qui a costruire i vetri per le automobili, che ha una tecnologia interna così preziosa, che viene mantenuta in essere per un forno particolare, ci hanno spiegato che c'è in pochi posti in Europa e quindi è ancora produttivo, viene ancora mantenuto. Un'industria che casualmente è collaterale, ha trovato un suo mercato, che è l'industria dell'ossigeno e dei gas e poco altro. Che cosa si è sviluppato in questi anni? Si è rincorso per 20 anni l'illusione della nuova chimica. Vi ricordate, forse no, voi erate piccoli, ma forse le prime file, anni 90, 2000, gli accordi per Porto Marghera, tutto l'inseguimento per se salvare almeno il ciclo delle plastiche, il CVM PVC, il bilanciamento di uno con l'altro, la cessazione delle celle a mercurio per la sostituzione di altre celle che fossero più compatibili. Tutto sbaragliato da uno sviluppo economico planetario che ha messo fuori, come lo dicevano già alcuni, non inseguite più la plastica delle vecchie generazioni, non è quello il futuro. E difatti siamo lì fermi. Che cosa sta venendo avanti a Porto Marghera? Lo sfruttamento della capacità chimica per fare inceneritori e bruciatori di immondizie, cioè è la civiltà dei rifiuti. L'ultimo ciclo industriale di Porto Marghera è l'industria dei rifiuti, sostanzialmente di smaltimento dei rifiuti, del peggio delle altre zone industriali che vengono a Porto Marghera perché sono le aree vuote, che non hanno mercato perché sono strainquinate nei suoli, in cui gli investimenti statali languono, ritardano, ci mettono decenni a fare le bonifiche, forse volutamente, non si sa, con un po' di corruzione tra l'altro, anche se è capito a un certo momento. Per cui è una vasta zona industriale che poteva essere una risorsa straordinaria, unica in Europa, per fare la rigenerazione vostra adesso, delle nuove generazioni, no? Del XXI secolo. Avere un'area di quel tipo infrastrutturata, servita, integrata col territorio, di centinaia di ettari liberi. E invece si sta languendo in una rinuncia al piano, perché non si ha coraggio di fare la pianificazione. Perché fare la pianificazione vuol dire fare le scelte, decidere cosa si fa, cosa non si fa, cosa si può fare, cosa non si può fare, che navi entrano, che navi non entrano in laguna, ma non perché piacciono a noi o l'Auro, perché se si supera la larghezza di un quarto della dimensione del canale si ha un effetto di trascinamento con le correnti che distrugge i bassi fondi fondali. C'è tutta un'analisi scientifica che documenta con statistiche di un intero anno delle onde fatte dalle navi che passano nel canale di petrolio. E questa ricerca è stata fermata perché il porto è andato al CNR e ha detto: se voi continuate a fare queste ricerche io non vi finanzio più. E così si svilisce l'interesse pubblico. Voi siete laureati sulla tutela dei beni comuni, no? E beh, se questo è il tradimento dei beni comuni, ai noi, mala Italia, dobbiamo ricostruirci, dobbiamo avere la capacità tecnica, perché questo succede perché poi molti di questi documenti stravolgono, tradiscono, camuffano, alterano, mistificano. Ci sono delle abnormità che noi ci troviamo a leggere certe volte che scoppiamo a ridere per non piangere e che passano tranquillamente nelle amministrazioni perché qualcuno
interessato firma, qualche tecnico di qualche altro palazzo di queste università, di altre università firma. Perché la disattenzione della popolazione è tale che queste cose passano e hai voglia che le associazioni ambientaliste poi entro i 60 giorni facciano ricorso, facciano discutere e portano sui giornali. Quando non c'è una sensibilità a monte di cura del territorio, di pianificazione primaria, programmata, di lungimiranza preventiva, di decisione positiva, non di contrasto, perché se loro si trovano solo a fare il contrasto di quello, di quell'altro, ancora speculatore dell'ultimo minuto che arriva, non passerà mai, perché le amministrazioni sono deboli, sono spesso vendute anche in qualche modo, o comunque prone di fronte ai poteri forti. Quindi bisogna avere un recupero di capacità tecnica, voi tecnici futuri, notevolissimo, capacità di, io sto vedendo in commissione via nazionale un'enormità di piani, tanto così capiamoci insomma, di piani di wind factory, di fattorie eoliche, no, di grandi complessi di aerogeneratori di terra. Sono macchine enormi, hanno torri, il perno del rotore è a 150 metri di altezza e il rotore è grande 200 metri di diametro, quindi 250 metri, no? L'elichetta piccola. Beh, di questi impianti noi ne vediamo alcuni fatti bene, in cui si sceglie un'area, la si sacrifica, in qualche modo ci dobbiamo anche abituare culturalmente a vedere la produzione, no, delle risorse rinnovabili, si sceglie un crinale, si concentra in un ambito in modo ordinato rispetto al territorio che abbiamo, e altri invece che sono totalmente imbecilli, in cui si inframmistano concessioni di aerogeneratori già in essere ed altri che si mettono insieme, con il paradosso che si arriva, grazie alle normative comunitarie, a tutelare bene formalmente gli uccelli, perché se c'è un'area SIC o ZPS a 4 km non si dà l'autorizzazione, sacrosanto, perché evidentemente le rotte di migrazione degli uccelli rischiano di essere minacciate da queste enormi pale che neanche si vedono di notte. E però se c'è uno che si abita in mezzo a questi aerogeneratori e che ha intorno a sé, a 360 gradi qualcuno, aerogeneratori a tutto giro, quello non si tutela. Perché? Perché non c'è cultura, perché non c'è nei valori della valutazione di impatto ambientale, non c'è la tutela degli insediamenti, non c'è la lettura del territorio, non c'è l'analisi morfologica delle sovrintendenze, che quindi tecnici voi si sappiano dotare di linee guida tecniche per leggere il territorio, per capire strutturalmente, perché noi facciamo noi stessi anche spesso, facciamo un gran parlare di paesaggio, ma il paesaggio è costruito con un catalogo di elementi tra loro coerenti in una trama ordinatissima e storicamente ordinata secondo una logica dell'utilizzo intelligente delle risorse di quel territorio in quell'epoca. Il paesaggio è una testimonianza concreta di un certo modo di vivere, con certe risorse, con certe risorse territoriali del luogo. Capire questo, capire come è composto, consente di rispettarlo. Se però non c'è la lettura del territorio, che non c'è quasi nessuna regione, la maggior parte delle regioni non ha realizzato quella che era la riforma del codice dei beni paesaggistici, perché non abbiamo i piani paesaggistici, questa regione non ha i piani paesaggistici, non vuole pianificare la tutela dei beni del paesaggio. Se non ci sono i piani, non ci sono le letture, non ci sono le norme, quando arriva un progetto non si sa neanche balbettare perché può essere accettabile o meno, e succede che si accettano quelli buoni, si accettano quelli cattivi. Allora concludo di gran corsa, perché siamo credo in fase di chiusura, ma tutta questa vicenda di Venezia è non a caso sotto l'attenzione mondiale, perché per i suoi pregi, ma per la sua criticità di collasso di sistema di gestione e di pianificazione che manca. Spero che ne parliamo magari la prossima volta, no? E qui facciamo un po' di smontaggio anche di queste illusioni di riuscire anche a recuperare e salvaguardare Venezia, che in questi 30 anni poi di attuazione delle leggi stanno per essere traditi, in cui si è fatto un Mose come veniva, in balia di chi faceva cemento e ferro e ha fatto un Mose di cemento e ferro, anche se funzionerà poco e magari va in crisi tra un poco con il rialzo del mare, o magari non si riesce a mantenerlo, e poteva essere fatto molto meglio, molto più flessibile, a costo di un terzo,
molto più funzionale. Ma perché? Perché il progetto intelligente era di altri, non di quelli che avevano la concessione in mano a trattativa privata negli anni 70. Dal Mose al porto, tutto così, in cui il porto è l'unico porto d'Italia a non aver fatto un piano portuale nuovo per non fare la valutazione ambientale nuova. Quando c'è la legge si inganna la legge, non si fa più il piano, non si fa la valutazione. E si vedono le cose a salami slicing, cioè a affettamento di salame, per farle una alla volta piccoline, tanto che non risultino così importanti e magari dare in esenzione di valutazione. Cosa che è classica e vietata dall'Unione Europea, ma si sta facendo sistematicamente in Laguna di Venezia, per evitare il momento della revisione complessiva. Allora, scusate, chiudo perché sennò ci cacciano fuori tra poco, se no discutiamo. Grandissima capacità tecnica vostra, di tecnici della tutela dell'ambiente, di tutela giuridica, di capacità amministrativa, di analisi dei territori, di capacità di previsione. Una onestà della pubblica amministrazione che abbia il coraggio di farsi vedere in quello che si scrive. Molte cose che sono scritte nelle cose che abbiamo discusso oggi, chiunque si vergognerebbe a metterle in pubblica piazza. Molte di quelle decisioni sbagliate, se fossero state discusse qui all'università, come si faceva ai tempi di Galileo, in cui c'era una tesi, un'antitesi, e si scontravano pubblicamente come nei dialoghi, no? E chi aveva più ragione degli altri convinceva gli altri. Una cosa si è discussa così a Venezia, il progetto dell'Expo a fine anni 80, in cui il sostenitore dell'Expo, dopo un anno di lavoro di promozione, e il sostenitore della dimostrazione che era negativo all'Expo, era un progetto negativo, si scontrarono pubblicamente in università un intero pomeriggio, fu travolgente, sbaragliò i sostenitori della negatività dell'Expo, sbaragliò e il progetto fallì, andò dentro breve fallimento. Ma perché? Perché di fronte agli studenti, agli altri saperi, ai colleghi, chi sostiene delle falsità viene messo a scoperto a un certo punto, mentre si trova sempre qualcuno capace di firma a copertura di qualche mistificazione, di qualche carta, di qualche amministrazione, se nessuno ne viene a conoscenza, se nessuno la va a leggere, se i giornali parlano d'altro e se la sensibilità culturale è presa dalla emergenza economica, del salario e di quant'altro. È una situazione complessa, in cui tra l'altro la qualità delle pubbliche amministrazioni sta degradando, perché questi meccanismi selettivi del Parlamento, dei parlamentari, non garantiscono una qualità intellettuale, tecnica dei nostri parlamentari. Le riforme che dicevamo prima, quelle degli anni, la generazione della legislazione di tutela, fu votata all'unanimità quasi sempre al Senato e alla Camera, da tutte le forze politiche, destra e sinistra, perché c'erano delle persone qualificate, attente, competenti, con formazione, con cultura solide, che adesso non ci sono evidentemente, e abbiamo dei parlamentari che sono volubili e condizionati perché semplicemente nominati dalla segreteria di partito. E lo stesso nei consigli comunali. Il Consiglio Comunale di Venezia votò per 20 anni all'unanimità, fino sul giorno del Mose, i pareri fortissimi con cui condizionava veramente le cose, e fino a quel momento non ne fu fatta di sbagliata neanche una, all'unanimità destra e sinistra. Dopo un lavoro fortissimo di preparazione, di documentazione, di discussione profonda, tecnica, questa cosa non succede più. Andate a vedere come funzionano i consigli comunali, è un disastro, perché sono persone dequalificate, burattini in mano a qualche cacico, come si chiama. Ecco, allora, quindi bisogna competenza tecnica, serietà della pubblica amministrazione, onestà culturale nel firmare cose dignitose e portarle nella pubblica conoscenza, nella pubblica discussione delle università. Forse la cosa si realizza perché abbiamo alcuni valori forti, e chiudo su questo in positivo. Abbiamo una tutela dei beni naturali di interesse comunitario formidabile. La tutela del TPS non l'abbiamo ancora vista noi, perché finora le regioni hanno imbrogliato, hanno fatto delle valutazioni di incidenza ambientale false, false, in cui hanno consentito tutto. Abbiamo una condanna dell'Unione Europea che ci ha imposto di modificare la legge. Adesso la legge nuova, a cui si è applicato lo Stato e che ha imposto le regioni, sta cominciando ad andare in vigore. Molte di queste cose, le valutazioni di incidenza dovrebbero fermarle a priori. Vediamo se è così. Abbiamo la tutela dell'UNESCO, fondamentale, e questo è il territorio vostro, no?
che non ha grande valore cogenza giuridica, ma ha un valore culturale notevolissimo, capacità di incisione. Abbiamo, e nessuno di noi ne ha parlato, ma anche Venezia è importante, una crescente efficacia giuridica della tutela della salute. Metà di queste cose hanno avvelenato la laguna e la salute degli abitanti. Sarebbero state impossibili, saranno impossibili se si riesce a fare le valutazioni preventive di tutti gli interventi con le obbligatorie finalmente valutazioni di impatto sanitario, misurando qual è lo stato della popolazione, le esigenze di salute o di cura della salute rispetto a quello che è il medio nazionale e rispetto a quelli che sono i rischi che corre questo territorio. Quindi abbiamo dei valori a cui agganciarci in modo forte, poi abbiamo la cultura, abbiamo l'educazione, la sensibilità, e su questo le università non possono essere delle fucine di interventi e di riappropriazioni. Il professore è preziosissimo il suo lavoro, perché Venezia, da decenni le università veneziane non discutono di questi progetti. Quindi è preziosissimo che si discuta della realtà quotidiana delle università. Se avete nel vostro paese, cittadina, qualche caso importante, chiamate i protagonisti qui a confrontarsi nei vostri insegnamenti con i vostri professori, con gli altri professori, a discutere, a tirare fuori le carte, a confrontarvi. Così si deve fare, no? Se si ha coraggio delle proprie posizioni. Poi magari le cose più scandalose spariscono, anche gli amministratori si rendono conto. Scusate, ma è stato importante, se no non si capiva il catalogo delle cose scandalose di prima. Bisogna avere un quadro complessivo, ma anche una lettura un po' più, forse vivace, spero di aver svegliato un po' l'ora d'ara. Sì, certo, avevo detto pirotecnico, infatti così è stato, con questa formidabile, vorrei dire, sintesi in chiave storica di Carlo Giacomini. Si chiude la serata, siamo già un po' fuori. Io ringrazio quindi Marco Zanetti, Andrea Rigoletto, Carlo Giacomini, grazie a tutti voi. Scusate la maglietta, perché in questo periodo mi occupo anche di altro, per fortuna, come spero molti di voi, della salvezza delle popolazioni della Palestina. Io personalmente sono in digiuno per la cucina della Palestina, mi sembrava giusto vestirla, ho chiesto se infrangevo qualche regola universitaria, invece mi ha detto no, si poteva fare, quindi l'ho fatto per questo. Va benissimo. Informazione interna nostra, domani sera non ci vedremo perché c'è Senato